Scatman's World. Wow, amici del grande wrestling, un saluto dal comandone veneziano, WWE, modalità Universe, vai ragazzi, vai ragazzi, vai ragazzi, oggi terza e quarta settimana di Raw, è previsto il match numero 2 tra il comandone veneziano e Dean Ambrose. Allora, saltiamo chiaramente il match tra Zack Ryder e Otunga, va a vincere Otunga e proiettiamoci subito sul match comandone veneziano Dean Ambrose, vai raga. Vai ragazzi, andiamo questa sera a Manero. E adesso gioca. Vai. Questa sera comanda veneziano Dean Ambrose. Ragazzi, ci avviciniamo al primo pay per view della carriera della modalità Universe. E si parte. Eccolo qua che entra la nuova stella nascente della WWE. Comanda il grande CV, ragazzi. Il comandone in tutto il suo splendore comandiano. Ok. Eccolo qua, membro della Shield. Attenzione, è campione degli Stati Uniti. Quindi già un match di quelli pesanti, Aro. United States Champion. Eccolo qua, Dolph Ziggler, l'uomo dai capelli incredibili. Questo è un match importante, se vinciamo questo come anda veneziano. Vai, e inizia il match. Già un match duro per il comandone al secondo dopo il triple threat con un Marellone e Otunga. Vai comandone, qua Ambrose fa veramente bene. Ambrose è campione degli Stati Uniti, ragazzi, quindi per il comando subito un test difficile. Vai come cominciamo a lavorarlo bene sto stronzo mignottoso. Vai. No, contromossa di Ambrose. Mari contromossa comandiana, bravo come. Dai, anche se campione degli Stati Uniti comunque non è fortissimo come i big. Contromossa sbagliata dal comandone, attenzione Ambrose, puni di Ambrose, ma il comandone si rialza. Troppo tardi ancora. Siamo in diretta. Aia, porca mignotta. Contromossa comandiana. Vai come. Oh, perfetto. Dai, piccolo break comandiano, ragazzi. Piccolo break comandiano. Niente contromossa. Match abbastanza equilibrato. No, troppo tardi ancora. È ancora troppo tardi. Dean Ambrose c'è. Fuga dal ring. Troppo tardi, ma porca puttana, Ambrose c'è, ragazzi, il piccolo Ambrose c'è. Aia, vaffanculo. No, Ambrose scatenato, ragazzi, tripla. Una specie di close line, che cazzo è? Contromossa, il Cube c'è. Andiamo su. Ma che cazzo vuoi, Ambrose, piccolo Ambro. No, ragazzi, ancora Ambrose c'è. Contromossa però comediana. Che match. Bomba al piccolo Ambrose. No, esagerato. Ma che cazzo vado a fare? Ai ai ai, brutta mossa subita questa dal comandone.
Troppo tardi, troppo tardi. Si soffre, ragazzi, si soffre. Si soffre in questo secondo match di Raw per il Comendone. Dopo il buon debutto nel triple threat con Marella e Otunga per il combinazione di problemi. Stiamo aspettando anche le prime fight, ragazzi. Vediamo. No, esce dal ring, pipposo. Contromossa, contromossa, contromossa. Puff! Pam! Bravo Kume. Kume spettacolare, ragazzi. È un Kume molto diverso rispetto alla passata Universe. Mosso no, cazzo. Maledetto Ambrose, il piccolo Ambro. Troppo presto, cazzo che match. Qua ce lo giochiamo sulla finisher, penso. Bravo ancora il Kume. Aia. Attenzione, il Kume all'angolo, troppo tardi, ragazzi. Ambrose c'è, ragazzi, il campione degli Stati Uniti si fa sentire, purtroppo. Guarda che roba, guarda, sta calmo. Ok, torniamo su. Vai. Dai che ho la finisher. Vai. Vai. F5, F5. Altra mossa finale del Comendone. 1, 2 e 3. Il Kume chiude. Sì, cazzo, lo sapevo che bastava la finisher. Era un match così. Grandissimo Comendone che vince il secondo match in carriera. Madonna come sono partiti, ragazzi, a livello leggenda. Come siamo partiti, ragazzi. E il Comendone sta dimostrando di essere degno della WWE. Incredibile Kume, grande. Tra 2 settimane Extreme Rules. Grande Kume. Poi c'è, allora vediamo, Rollins e Reigns con Tensai e Brodus Clay. Questa è una rivalità e va a vincere Romanino insieme a Seth. Match rivalità Rey Mysterio, Brock Lesnar in blocca. John Cena, Dolph Ziggler, grande rivalità, va a vincere Yo-Yo John Cena. Ok, siamo a Superstar, Kurt Angle, Drew McIntyre. Va a perdere Kurt Angle, ma porca troia, come si fa a perdere con McIntyre? Stephanie McMahon, Aksana. Vince Aksana, Dolph Ziggler, Jack Swagger. E Darren Young, Jinder Mahal. Va a vincere il piccolo Mahal. E main event, Eddie, la Raza Guerrero, Wade Barrett. Grande Eddie. Andiamo a SmackDown, Christian Damian Sambo. Va a vincere Damian Sandow. Tori Black, questo me lo devo fare, cazzo. Il problema è però che... Ma come mai, scusa? Va anche a SmackDown? Sì, perché forse... Beh, contiamo per sicurezza. Modifica Superstar. Voglio essere sicuro, ragazzi. Sì, eccola qua la meravigliosa Tori Black bionda Raw. Ok, però va anche a SmackDown. Allora... Chiaramente ce lo spariamo, ragazzi. Natalia Tori. Vai. Vai, ragazzi. La grande Tori. C'è stata una Tori bionda per fare, come ho detto l'altra volta, un misto tra Stacy Keibler e Tori. Anche perché i capelli neri sono fatti... Era un brutto, dava un brutto effetto sulle divas. Natalia. Vai di puttanoni, ragazzi. Sboro che bombe, fioi. Mamma che bombe. Porca troia. Ok, ciao. Noi vogliamo Tori, ragazzi. Eccola qua, ragazzi. Eccola qua. L'unica lottatrice che combatte in tacchi, Miss Tori Blackfield, come il suo vero account. Guarda che bombe, figlio. L'unica
lottatrice con i tacchi, sono troppo fiere, donne in tacco, ragazzi, cioè, è un godimento incredibile. Guarda che bombe, fiori. Vai, zoccolona, vai che andiamo. Primo match delle Divas nella Universe Cuban. Beh, cazzo, spero di vincere perché... Ecco, bene. Aia. Tori in tacco, però me la godo. Sì. La nostra Tori bionda si è ossigenata per il wrestling. Ecco, beh, però Natalia è un po' più forte, anche un po' più grossa. Mamma mia, ragazzi. Aia, Natalia scatenata, ragazzi. Oh, finalmente contromossa. Vai, la mossa del tacco. No, niente, il tacco non va. Madonna, figa, che sbaglio, che scandalo, però. Troppo presto. Oh, Dio mio. Qua a SmackDown, ragazzi, le due divas. Natalia sta leggermente dominando, ragazzi. A me dispiace per Tori. Sì, ciao, figa. Troppo presto, ragazzi, è veramente un assedio. Con le divas non sono molto forti, eh? Aia. Devo ancora fare una mossa. Fioi. E vaffanculo. Oh, sì, oh, quanto vorrei essere Natalia in questo momento. Brava, Tori, brava. Mamma mia, che differenza però tra le divas e... Vai, muovite, Natalia, hai inculato a mare, muovite. Vai, Tori. Ragazzi, Natalia più classe. Aia. Sta dominando Natalia, purtroppo questo match. Tori non è ancora pronta, forse è pronta per altre cose, sicuramente non per combattere. Ma poi veramente c'ho le donne più scarse, c'è poco da fare. Però in tacchi me la godo, sei l'unica al mondo. Sono di tacchi fatti su misura per il wrestling, non appuntiti e comodissimi. Tacchi comediani, insomma. Oh, finalmente. Poi Tori si sveglia, forse, speriamo. Vai, ancora sta mossa bellissima, ragazzi. La mossa della vagina in calore. Vai, come, bravo. Boom, no. Niente, proprio incredibile, ragazzi. Ai ai ai. Dai, muovite Tori, Vai Tori, Vai Tori. E ce la fa, però ragazzi siamo già messi molto male. Mossa speciale già. Devo fare sta mossa, l'unica che riesco a fare, cazzo, la mossa della vagina in calore, cioè veramente. Ha già la mossa speciale Natalia, sarà quasi impossibile vincere. Ha già la finisher. Niente, me le para tutte, qualsiasi cosa para. Cosa vuole fare il puttanone? Natalia scatenata. La nostra Tori si gasa. Niente, ma proprio incredibile, ragazzi. Incredibile. Ai, striscia Tori. Attenzione, sofferenze per la nostra Tori. Dai cazzo. È distrutta la povera Tori. Eccola qua, mossa finale penso. Sì. Ed è finita, ragazzi. E invece no, ragazzi, Tori si salva. Però non è la mossa finale comunque. Dai. Cosa ci vuole fare? Kama Sutra, ragazzi. È finita. Tori va a perdere per sottomissione. Il match non è ancora pronta per la WWE, è pronta per altre cose in camera da letto, ma va bene così, insomma. Arriverà il momento di Tori. Ma vaffanculo, io sono più figa, cioè, Tori. Ok, AJ lì ha perso. Cesaro, Jinder Mahal, Laila. Ok, Del Rio, Hogan. Del Rio ti può dare a cagare.
Allora, vediamo un po' WWE.com. Cesaro ha fatto ricorso a subdoli mezzi per battere Mahal. La campionessa AJ Lee ha attaccato Kathleen cercando di mettere fine alla competizione il prima possibile. Zack Ryder, Otunga, Natalia, Layla, match contender. Peccato, poteva essere Tori, Tensai, Rey Mysterio, Cena, Dolph Ziggler. Zack Ryder, Layla, qua ancora Reigns e Rollins, Mysterio, Brocca, vince Mysterio stavolta e John Cena, Dolph Ziggler. John Cena e Dolph Ziggler sono di buon umore mentre si avvicinano al match per il titolo. Chi ne uscirà con il championship? Bellissimo. Rey Mysterio ha trovato il modo per farla pagare a Brocca. Tensai e Brodus Clay hanno contrastato l'attacco dei campioni. Santinone Marella, Tensai, Gabriel McIntyre, Dolph Ziggler, Jack Swagger, Darren Young, Under Mahal. Brian The Rock, The Rock ha vinto chiaramente. AJ cade, veramente match di verità tra AJ Lee e Caitlyn. Cesaro Mahal del Rio Hogan. Ok, vediamo tensione tra il campione Alberto Del Rio e Hulk Hogan aumenta con l'avvicinarsi ai loro match. I fan WWE amano Mahal, madonna. Il match per il titolo tra AJ Lee e Caitlyn si è trasformato rapidamente in qualcosa di personale. No, John Cena e Dolph Ziggler sono di buon umore mentre si avvicinano al championship. Rey Mysterio ha trovato modo per farla pagare al Brocca. Tensai e Brodus Clay hanno contrastato l'attacco dei campioni. Ok ragazzi, siamo al primo pay per view. Ragazzi, i pay per view li voglio fare anche se non c'è il commendone chiaramente. Allora, vediamo un attimo. Match Championship, match 6, World Heavyweight. Allora, nei match io andrò a fare qua per esempio i due match per il titolo e sono io a scegliere insomma i lottatori che mi piacciono di più. Quindi nel prossimo video ci sarà solo il pay per view Extreme Rules, perché così è più bello secondo me. Come si dice, è bello fare anche i pay per view del come si dice, i pay per view degli avversari, perché non posso fare solo il commendone e ho già in mente delle storyline. Quindi ragazzi, mi raccomando, il micromondo della WWE comendiano è pronto a dominare il mondo. Quindi prossimo video Extreme Rules. Raga, un saluto dal Commendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.